Lo stadio Ferrando va in scena al turno numero 17 del campionato di promozione A con un derby entusiasmante che mette a confronto Pra FC e Praese. Pra per rilanciarsi dopo la sconfitta contro il Pontelungo, Praese per dare seguito al periodo favorevole che ha portato in dote ben 19 punti nelle ultime 7 partite. Le occasioni fioccano da subito, dopo 5 minuti la prima è sui piedi di Lobascio che dalla destra calcia largo. Risponde il Pra FC al settimo con Raso che su questo corner tocca sul primo palo d'esterno. La Praese poi si fa vedere con Mazzedda che chiude il tiro parato bene da Turone. Calvi calcia per i gialloneri poi senza trovare la porta al 13°. Al quarto d'ora Palagano riceve da calcio d'angolo, si accentra col mancino e calcia. Turone ha un riflesso prodigioso sulla deviazione di Raso. Il Pra protesta al 24° per un possibile penalty per fallo sul numero 9 Morando. Noi riguardiamo tutto con le nostre immagini. Nei 10 minuti seguenti si fa vedere prima il Pra con la soluzione di Morando deviata in modo decisivo, poi la Praese con una grande opportunità per Palagano che innesca i guantoni di Turone. È l'ultimo lampo del primo tempo. Nella seconda frazione, dopo un quarto d'ora di studio tra le due compagini, esce fuori più incisivamente la Praese, che accumula diverse occasioni salienti. Prima ancora Raso devia sotto porta un pallone che diventa pericolosissimo e Turone respinge. Poi al 63° Lobascio sul secondo palo schiaccia di testa botta sicura, trovando la respinta in compartecipazione di Turone e della traversa. Rimane il dubbio se il pallone abbia varcato o meno la linea di porta, non secondo l'arbitro Savino che lascia giocare sullo 0-0. Al minuto 72 doppio spunto Praese con l'opportunità per Lobascio col destro e Mazzedda con il mancino da dentro l'area. Turone tiene il risultato in equilibrio. All'80° il neoentrato Draghici segna incrociando col sinistro, tutto vano per una posizione di fuorigioco che andiamo a rivedere con le nostre immagini. Si fa vedere il Pra FC con questa ripartenza di Fileni. Il tiro di Morando è parato bene a terra da Bulgarelli. Al 90° il Pra rimane in 10 uomini per l'espulsione del subentrato La Rosa. Al quarto dei 5 minuti di recupero arriva il gol che decide il derby. Mazzedda semina il panico inserendosi dalla destra, trovato a centro area a Lobascio per cui è facile spingere in rete il gol dell'1-0. Finisce così, vince nel finale la Praese grazie al 13° centro stagionale di Lobascio.